future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. Mother so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato agli Stati Uniti. E cominciamo subito con una delle tantissime notizie che, come sempre ci inondano gli States, con Donald Trump che sta tentando il dialogo con Cuba. La problematica ovviamente che rimane per quanto riguarda il governo cubano, il governo socialista cubano, sono gli aiuti che lo Stato del Messico con la presidente Claudia Sheinbaum continua a finanziare per la stessa Cuba, una Cuba che ricorderete è uno Stato molto molto importante per gli Stati Uniti, ovviamente anche per ragioni storiche, ma in questo caso, nel caso proprio di questa amministrazione, anche perché Marco Rubio discende da immigrati che venivano proprio dall'isola di Cuba, cacciati dal regime di Castro. Parliamo anche di una Cuba che comprava il petrolio venezuelano e quindi finanziava il regime socialista, ovviamente, di Maduro. Quindi vedremo anche su questo fronte, per quanto riguarda soprattutto l'acquisto di petrolio venezuelano, dove poi andranno a comprare le proprie risorse i cubani che, ricordiamo, hanno ovviamente sanzioni ed embarghi imposti dagli Stati Uniti. Altra notizia molto molto importante per la politica diciamo internazionale per gli Stati Uniti. Avete visto quello che sta succedendo in Iran. Oltre alle proteste vi sono state le esplosioni all'interno della capitale Teheran, anche se CNN, che non è diciamo una televisione di regime americana, anzi è una delle reti televisive che non aspetta altro che pubblicare notizie ai danni dell'amministrazione repubblicana, parla proprio di un non collegamento tra Donald Trump, tra il presidente e ovviamente l'esercito americano e tutto ciò che concerne anche la possibilità di un intervento americano e queste esplosioni all'interno della capitale, una capitale che ovviamente risente di tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda le proteste, per le migliaia di persone di cui non si parla abbastanza, stanno venendo uccise dal regime islamista. Parliamo anche di un Teheran, di un regime di Teheran che ha incluso l'Unione Europea come organizzazione terroristica, che però con Donald Trump sembra che ci siano dei dialoghi in corso, come dichiarato sia dallo stesso presidente sia dall'Ayatollah. Vedremo in cosa si riuscirà a stipulare fra queste due potenze. L'Ayatollah ha avvertito che nel caso di mancati accordi si arriverà forse a una guerra regionale. Queste ovviamente sono dichiarazioni di forza di un regime che in realtà rischia forse, anzi probabilmente, di crollare. Anche perché, sempre rimanendo sull'Iran, ma all'interno, in questo caso, degli Stati Uniti, in centinaia hanno deciso di protestare proprio davanti all'ambasciatore
dell'Iran per quanto riguarda le Nazioni Unite, proprio per chiedere un cambiamento di regime, un cambiamento quindi anche per quanto riguarda la politica iraniana. Potrebbero essere sostenitori dello Shah, potrebbero essere semplicemente iraniani che sono scappati dalle ingiustizie che il regime ovviamente provoca, anche perché lo Shah e tutto il suo apparato governativo erano stati appoggiati dagli Stati Uniti, quindi ovviamente probabilmente discendenti, un po' come è successo, ricorderete, nel 2021 con la fuga frettolosa e mal eseguita in quel caso in Afghanistan da parte di americani e di collaboratori degli americani per quanto riguarda proprio l'Afghanistan. Probabilmente la stessa cosa si tratta anche del regime dello Shah, addirittura con protestanti, con rivoltosi, diciamo, nei confronti proprio del regime, che parlano addirittura di un terrorista che vive in quella casa, nella casa dove abita l'ambasciatore all'ONU dell'Iran. Parliamo anche come sta gestendo la politica interna The Donald e la propria amministrazione. Ecco, qui vi sono dei grattacapi molto più importanti, purtroppo per l'amministrazione Trump, purtroppo per gli stessi Stati Uniti. Avete visto le proteste dell'ICE, addirittura sono arrivate in Italia le proteste dedicate alla polizia che si occupa di immigrazione negli Stati Uniti. Dicevamo, dopo gli omicidi, tra l'altro, che abbiamo trattato comunque in questa rubrica, sia di Rene Good sia di Alex Pretti, un infermiere che aveva resistito all'arresto con o un'arma da fuoco o un telefono in mano, ma comunque era una persona che stava appoggiando i rivoltosi e che si trovava in una zona di conflitto, di protesta violenta contro gli agenti della polizia dedicata all'immigrazione ICE. Ecco, questo ovviamente ha scaturito il clamore in tutto il mondo, clamore anche in Italia, nonostante questa polizia ovviamente in Italia non opererebbe assolutamente in quelle modalità e io personalmente avevo dato delle responsabilità anche a un addestramento probabilmente non all'altezza per gestire una situazione che sarebbe potuta prevedere molto, molto infuocata, perché già nelle altre città in cui ICE era intervenuta, quindi prima di Minneapolis, prima dello stato del Minnesota, vi era stata una simil insurrezione popolare dai migranti irregolari, da gente che appoggia gli immigranti irregolari, quindi ci sarebbe dovuto essere forse più tatto, ma avete visto che comunque anche nel Minnesota, anche a Minneapolis, i politici democratici continuano anche ora a izzare la gente comune, quella che poi quella che poi alla fine subisce le conseguenze contro la polizia dedicata all'immigrazione, una polizia dedicata all'immigrazione che anch'essa si tratta di persone comuni. Parliamo anche di quello che è avvenuto, ad esempio, non solo a Minneapolis, ma che sta avvenendo in tutti gli Stati Uniti. Ad esempio a Portland il sindaco, una città molto importante degli Stati Uniti, Portland, ha dichiarato di non volere che ICE operi all'interno della città per l'utilizzo di gas lacrimogeni che sono stati utilizzati contro rivoltosi.
Anzi, addirittura il sindaco ha dichiarato che i poliziotti e gli agenti dovrebbero addirittura dimettersi. Quindi non si prende la responsabilità di quello che sta avvenendo all'interno della propria città. L'ordine pubblico in subbuglio assolutamente non è un problema. Le problematiche sono ovviamente i poliziotti dedicati all'immigrazione. Parliamo quindi di una situazione paradossale negli Stati Uniti, con tensioni continue e un Donald Trump che invece a Minneapolis, contro il sindaco proprio di Minneapolis, ha dichiarato che sta giocando con il fuoco. Infatti è un'amministrazione Trump che da una parte sta cercando di calmare i toni con le dichiarazioni dello zar di confine, che poi vi leggerò, ma che sta cercando, giustamente in questo caso secondo me, di prendersela con le istituzioni democratiche, che fagocitano e che aizzano queste problematiche di ordine pubblico, che mettono in difficoltà lavoratori federali come gli agenti, ma anche ovviamente tutto ciò che concerne poi l'ordine pubblico. E infatti parliamo tra l'altro di un Tom Homan, lo zar di confine come viene definito spesso, che ha dichiarato che una collaborazione con le forze dell'ordine locali, quindi statali oppure della contea o cittadine, a seconda ovviamente dei vari gradi di intervento, ha dichiarato che le forze locali, con una collaborazione insieme ad ICE, potrebbero far diminuire proprio gli stessi poliziotti federali. Quindi parliamo di un Tom Homan che cerca di distendere la situazione e anche di, diciamo, forse tendere una mano, ecco, non addirittura all'ulivo, però perlomeno una mano a la polizia locale, e anche cercare di distendere le tensioni. Parliamo anche, rimanendo sempre in politica interna, ma ricollegandoci con l'Iran, è stato arrestato un terrorista che sembra stesse cercando di attuare un complotto proprio per uccidere collaborazionisti all'interno degli Stati Uniti. E ovviamente si parla addirittura, in questo momento l'accusa è addirittura per 15 anni di reclusione. Questa è ovviamente una notizia importante, che fa notare come quindi le tensioni comunque tra Iran e Stati Uniti in realtà non siano ancora terminate. Ma rimanendo invece in politica interna, rimanendo e andando adesso all'interno del Congresso, del Parlamento statunitense, in questo momento gli Stati Uniti vedono un cambiamento di casacche. Perché? Perché vi sono state delle elezioni speciali in Texas, perse dai repubblicani. Hanno perso tutte le elezioni, e quindi il divario nella House of Representatives tra i democratici ed i repubblicani diminuisce e arriva a un 218 da una parte per i repubblicani e un 213 invece per i democratici, quindi solo 5 voti a dividere queste due forze che ovviamente si contendono il controllo del Parlamento. Vedremo poi le altre elezioni del midterm, di medio termine, come andranno. Un'ultima notizia prima di lasciarvi: Donald Trump, tornando al Minnesota, dichiara che secondo lui addirittura è oltre la truffa, ricorderete, dei centri
distruzione delle minoranze somale, la truffa è di oltre 19 miliardi di dollari utilizzati finanziati da soldi pubblici, quindi da soldi dei cittadini americani, e su questo si sarebbe dovuto, secondo me, porre l'attenzione, perché era uno slam dunk, una schiacciata, come dicono gli americani, sicura, quella delle truffe che avevano adoperato questi centri di educazione, che in realtà, di istruzione, scusate, che in realtà non erano funzionanti o avevano un numero molto molto ridotto di adesioni rispetto a quanto dichiarato. Ecco, si parla quindi, secondo il presidente, di una cifra superiore a 19 miliardi di dollari truffati proprio, purtroppo, ai danni degli americani. Parliamo anche di un Tim Walz che non si ricandiderà per elezioni future in Minnesota, il governatore quindi del Minnesota ed ex vicepresidente per Kamala Harris nella campagna elettorale del 2024, ha dichiarato di non voler più entrare in politica, e quindi anche questo è un segnale che forse qualcosa sotto per quanto riguarda le truffe in realtà probabilmente c'era. E con quest'ultima notizia il sottoscritto vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, una buona settimana a tutti. We attempted to form